Mab & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. mabmanagement.it. La paura del precariato, potremmo chiamarlo, perché a parlare di mercato così continuamente si rischia veramente di fare danni. Fare danni perché? Perché tu hai dei giocatori a disposizione che dovrebbero subito essere al top della condizione, ma non prendi in considerazione quanto la parte psicologica possa creare dei danni. La parte relativa all'insicurezza, al fatto di non essere certi del proprio destino. Eppure veniamo da un campionato, quello scorso, in cui è stata la testa, proprio la capacità, l'incapacità a gestire le tante pressioni e le tante situazioni che ha portato alla retrocessione. Bene, stiamo ricominciando. Il caso adesso emblematico è diventato improvvisamente quello di Gaston Pereiro. Gaston Pereiro, che era un obiettivo anche da parte del tecnico per il suo recupero, e che a questo punto, forse anche perché ci si accorge che Viola proprio non può avere un posto da titolare garantito se se lo gioca in quella posizione per cui è stato chiamato, e cioè davanti a difese dove Macumbu fa molto meglio, ecco che a un certo punto Gaston Pereiro diventa un fallimento, chiaramente, perché si era posto l'obiettivo di valorizzarlo, e contemporaneamente un peso per l'alto ingaggio. Ecco, tutti elementi che concorrono a creare un senso di precarietà. Intanto ti stai perdendo già mentalmente, psicologicamente, un calciatore che già di per sé era un timido, non era quello che nello spogliatoio si impone, che prende la palla per battere il calcio d'angolo, che prende la palla per battere il calcio di punizione, che la contende l'avversario, cosa che invece fa molto bene ad esempio Viola, e contemporaneamente stai cercando un posto per Viola in mezzo al campo, laddove hai tanti altri giocatori. Ruolo d'interno, pensare a Viola, ruolo d'interno, quando hai giocatori come Rog, come Nandez che dovrebbero restare, come Deiola, come tanti altri che hai lì a disposizione, diventa quasi un crimine, anche perché anche nella partita di Coppa Italia, pur essendo stato spostato, non è certo nel calcio in movimento che si è distinto Viola, si è distinto per i calci piazzati. E allora, siccome da interno è molto improbabile che Viola possa giocare al posto dei già citati, il suo ruolo potrebbe diventare proprio quello o di trequartista dietro le punte, dove ad esempio si poteva puntare anche per tentare di schierare Pereiro non decentrato ma nel centro del gioco per coinvolgerlo un po' di più, o addirittura al posto di De Zogus, giocatore che abbiamo visto all'Opera e che sappiamo quanto vale. Insomma, per trovare un posto a Viola rischiamo di creare i primi mugugni, le prime distrazioni, le prime incertezze del campionato, che veramente non ci vogliono proprio. Se sommiamo a questo la fascia di capitano, ne abbiamo già creato due problemi, perché anche dichiarare che la fascia di capitano improvvisamente deve essere ancora decisa, dopo che per un'estate intera si è parlato di Deiola capitano, bastava che non giocasse come ha fatto ieri per trovarne un altro, ma senza creare questi inutili clamori. Mab & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. mabmanagement.it.